pomeriggio a tutti, anche se ancora non siete arrivati. E intanto vi do le servizio, quelle che ormai si sanno, cioè di iscriverti al canale, regalarmi un like e condividere questa live sui social, cioè quello che farò adesso io. Quindi prendo il mio canale e giustamente condivido. Così vedo anche i commenti sul PC. Benvenuta, benvenuta. Ora leggo meglio sul PC chi sei. E benvenuta sul canale che ha raggiunto un grande traguardo, quello dei 900 iscritti. Ok, carto pazzissima. Ciao, ciao. Ho detto 40.000 volte ciao, vabbè, comunque. È così. Io non ho lo sguardo rivolto dall'altro lato, sempre per il discorso della condivisione, per maleducazione, tranquilli. Tranquilli, tranquilli. Appena finisco di fare questa procedura, ecco, fatto. Allora, intanto l'ho già detto di regalarmi like e di condividere sui social, se non siete iscritti fatelo, quindi io non mi ribadisco se no poi divento ripetitiva. A parte questo, voglio dirvi che sto riprendendo e facendo la live con il telefono a differenza delle precedenti volte che l'ho fatta con il PC. Ma siccome voi mi avete sempre detto nella scorsa live che la vedevate a saltelloni, a saltelli, no, a saltellone, a saltelli, e quindi ho deciso di cambiare e ritornare appunto al ciao Sasà, al fatto di farlo con l'iPhone, perché secondo me è meglio. Anche perché riprende a tutto schermo e non fa vedere le bande laterali nere, che sono secondo me orribili, mio parere. Poi, prima ancora un'altra comunicazione. Domani, io di solito, le persone che mi seguono lo sanno, io di domenica solitamente non pubblico video perché è un giorno di riposo è uguale al venerdì. E quindi però ho deciso domani di fare un'eccezione, dato che già ve lo anticipo, così voi già domani siete lì a guardare il mio video. A mezzogiorno ci sarà un video in collaborazione con Chef Nunzio. Vediamo poi se arriverà in live. È così. Like, mi raccomando, perché oggi sarà una live particolare, perché come avete visto dal titolo, realizzerò la piadina fatta in casa, non quindi quella che si trova in commercio, perché voi vi chiederete, ho deciso di realizzare proprio la piadina. Non facevo prima a prenderla comprata e via? No, non avrebbe senso. Il mio è un canale di cucina, quindi è giusto che io vi proponga delle cose uniche e diverse. E ho deciso di appunto proporvi questa ricetta, perché ho visto molte persone che ultimamente nei video di shopping delle cose appunto che della spesa comprano moltissimo le piadine. Oh, c'è anche mia sorella. Benvenuto The Alchemist sul mio canale. Sì, sono siciliana, della provincia di Palermo. E quindi stavo dicendo,
Ho deciso così. Su Instagram, anzi chi non mi segue su Instagram lo può fare, mi trova con il nome di Rex Fornelli. Proprio ieri, non ci fate caso per i rumori perché proprio oggi stanno saldando, in tutta la settimana non hanno fatto niente, oggi sì, vabbè lasciamo perdere. Ieri ho realizzato un sondaggio dove vi chiedevo se volevate che io vi realizzassi in diretta o i pancake salati con le zucchine oppure la piadina. E voi, veramente solo Sasà, perché io devo dire la verità, solo Sasà93 che è qui in live con noi, ha risposto al sondaggio e ha optato per la piadina. Quindi io già avevo una mezza idea di fare la piadina, però lei mi ha dato la conferma. Quindi ciao Bijou. Lo so che si sente dall'accento, io sono orgogliosa di essere palermitana della provincia di Palermo. Quindi perfetto. Ora bando alle ciance, bando a tutto quello che ho detto. Iniziamo e procediamo con la ricetta. Elenco gli ingredienti che ci occorrono, che sono, poi voi li trovate sul mio blog, quindi che trovate poi, troverete il link nell'info box, quindi non vi preoccupate, se vi sfugge qualche ingrediente lo troverete lì. Allora, ci occorrono 300 g di farina, 150 ml, alla farina deve essere setacciata, è meglio. Poi 150 ml circa di acqua a temperatura ambiente, 2 cucchiai d'olio d'oliva e le spezie, cubi. Poi per la farcia, alla fin fine, si può scegliere quello che si vuole. Io oggi opterò per delle zucchine grigliate. Delle zucchine grigliate. Mi vedi sfocata? Non lo so perché. Voi mi vedete? Vediamo. Ora? Ora come mi vedete? Rispondetemi se mi vedete anche male. Sempre uguale. E allora è un problema di connessione o è un problema, non so, non lo so. Poi si risolverà dopo, quando la diretta si sistemerà, insomma. Gioco di parole, vabbè, come al solito. Stavo dicendo, mia sorella mi ha interrotto. Per la farcia, ripeto, si può scegliere quello che si vuole. Quindi io aggiungerò pure il prosciutto cotto. Voi potete scegliere i salumi che volete, formaggio spalmabile, quello che volete. L'importante è che sapete fare una piadina fatta in casa, che dico, non è una da tutti. Ora si vede un pochino meglio. Di chi mi devo fidare? Di Bijou o di mia sorella? Che praticamente si vede così così. Va bene, dai. Allora, io abbasso il telefono e iniziamo. Like, like, mi raccomando, eh. Allora, aiuto. Qua c'è la farina, già setacciata. Faccio un foro al centro e aggiungo prima le spezie, così mi viene meglio a mescolare. Qua vabbè, la paprika è finita, stavo mescolando niente. Allora, voi potete anche aggiungere il sale, però io sinceramente, come voi sapete, ho fatto anche un bel video sui sali,
che preferisco sostituire con le spezie, che poi alla fin fine i sali sono quelli colorati, sono tutte una presa in giro, come al solito. Allora, e mescolo. Sì, infatti l'ho vista. Ti è partita la faccina, Bijou del sonno. Elisa, che dici che sono queste cose? Non l'ho capito. Allora, ringrazio quella persona che mi ha messo i dislike. Infine ci faccio sempre l'antipatia, non so chi cavolo sia, però dico, l'importante è che mi si segue. I 2 cucchiai d'olio d'oliva. E l'acqua. Io ho detto 150 ml, poi vediamo se in caso ne devo aggiungere ancora. Giustamente occhio. Ah, Elisa, hai ragione. Allora, io ora naturalmente impasto a mano. Mi sono tolta l'anello e prendo l'acqua se in caso mi serve. Ciao Elisabeth, ti sto seguendo in fase di malattia. Ho la brachialgia, una condizione dolorosa a livello del braccio dovuta a aumento o irritazione di un nervo spinale del collo. Aiutos! Che dolore! Che dolore! Comunque, io ripeto una cosa. Vi ringrazio ad ognuno di voi per il traguardo che abbiamo raggiunto. Cioè, in una settimana siamo cresciuti tantissimo. Cioè, ho superato il traguardo dei 900. Tra un poco siamo a 1000, ragazzi. Cioè, io intanto sto impastando. Che deve venire giustamente un panetto liscio ed omogeneo. Mi sa che è la prima volta che impasto in diretta. Mi sa di sì. Grazie Sasà, grazie. Grazie. Anche tu meriti di crescere. Perché noi ci mettiamo passione in quello che facciamo. Penso che si veda e che le persone lo capiscano a lungo andare. Mi sembra che 150 ml vada bene, perché mano a mano che si impasta il composto naturalmente diventa sempre più omogeneo. Quindi poi il movimento che voi dovete fare è quello che sto facendo io, quindi. Poi nulla non toglie che possiate anche farlo con la planetaria. Però già è una ricetta veloce, estiva, perché alla fine la piadina va bene anche da portarsi per esempio a pranzo per a mare o dove si vuole. Quindi dov'è che ci volevi essere, Eli? Ah, mia sorella voleva esserci nella live.
Mia sorella sta poco bene, per fortuna ora si è ripresa. Se infatti se leggete, aspetto la mamma per la puntura. Ha avuto un virus intestinale e quindi non è stata per niente bene. Guardate che bel panetto. Quindi le dosi sono più che giuste. La fin fine quanto ci ho impiegato? Ditemi, niente. Allora, io ora questo panetto lo divido in due. Voi vi chiederete il perché, ora lo vedrete. Allora, qui mi faccio un po' di spazio. Prima pallina. Voi vedete, sì, perfetto. Allora, il primo panettino. Formiamo un disco con il mattarello. Io lo sto leggendo su un foglio di carta forno e copro sempre con un altro foglio di carta forno per non farlo attaccare al mattarello. E formo la prima piadina, praticamente. Il famoso praticamente che mancava tanto a tutti. Non penso. Io spero che mi vediate. Se voi per esempio... Niente, io vedo sfocato, Elisa, non lo so perché. Non te lo so dire perché. Me ne lasciate il like. La forma rotonda. Quindi se magari ci sono dei bordi che sono un pochino irregolari, le sistemo con le mani. Quindi per queste dosi vengono 2 piadine, 2. Non, io qua avevo fatto così 4. Ne vengono 2. Ne vengono 2. Era buona Elisa, perché oggi ho fatto la pasta col tonno. Allora, e questa è la prima piadina. Un attimo che prendo un piatto, così l'adagio sopra. Così ora poi tagliamo le zucchine. Condividete la live sui social, guardate che bella. Allora, stendo l'altra, questo lo appoggio qua. Voi che mi raccontate come avete trascorso la settimana? Io qua sono sporca di impasto. E tu Elisa, certo. Ora praticamente in cottura, intanto ora andremo, io mentre che taglierò le zucchine, che già vi accenno, quello che andrò a fare dopo. Nel mentre che taglierò le zucchine, riscalderò la padella. Questo servirà a fare cuocere meglio le piadine. E comunque sia, stavo dicendo prima che se ne volete preparare di più vi basterà
e raddoppiare le dosi. Quindi invece di 300 grammi di farina fate 600 grammi, ve ne vengono 4 e siete a posto. Io non so voi, ma amo impastare a mano. È una cosa che rilassa. Ciao Rita Lonzi, alla fine ce l'hai fatta ad essere qui con noi in live. Benvenuta. Miss Chocolate a mangiare a mio marito quando a casa mi porta un giro e io ingrasso. Ai, ai. Vabbè, però dai, ogni tanto ci sta. Ogni tanto ci sta. Comunque sia, se voi replicate le mie ricette, già me ne sono arrivate di ricette 3 replicate da voi. Mi mandate le foto o in direct su Instagram o via email. Trovate i contatti giù nell'info box quando io terminerò poi la live. Intanto che io sto facendo la ricetta, voi mi potete scrivere quale argomento volete che io tratti oggi, perché voglio parlare un pochino con voi e quindi mi potete dare un'idea su un argomento, tematica che vi piacerebbe di cui parlassi, di cui, cioè, avete capito. Grazie cara, ci ho pensato mio marito a portare mia figlia dal dentista proprio per guardare. No, va, grazie tesoro, grazie. Ora poi alzo, non vi preoccupate. Il tempo di stendere questa piadina e poi alzo lo schermo un attimo per farmi vedere in faccia, perché sennò dite ma che è tutta così sta live. E poi lo stendo un po'. Questa è venuta ancora più tonda. Ok, perfetto. Allora, le piadine sono pronte e quindi io alzo un attimino. Ah, Rita, su Instagram hai lo sì, sì, tutti i miei contatti social sono Irex e Fornelli, quindi non potete sbagliarvi. Elisa! Elisa, ti ho messo come moderatrice del canale. Cioè, in questo momento tu hai il potere, io te l'ho detto più volte, quindi lo dovresti sapere. Hai il potere di scrivere, per esempio, durante la chat, di condividere la live sui social, di regalarmi like, di iscriversi e tutte queste cose. E se c'è qualcuno che dice qualcosa di brutto, me lo dici. Però le persone che sono in live con noi sono tutte educatissime, quindi non ci sono problemi. I miei follower, le persone che mi seguono, sono una più brava dell'altra e quindi fantastiche. Le fai tu oggi perché forse Lucia non viene in live. E poi tu sei mia sorella, quindi... Ok. Quindi, tornando alla ricetta, la zucchina che io praticamente,
questa zucchina la coltiva mio marito, quindi meglio di così non si può. Abbasso lo schermo di nuovo e lo taglio, tanto elimino l'estremità e poi la taglio a fettine sottili. Perché sottili? Perché devono andare a grigliare. Non è che io le sto andando a cuocere nel forno. Quindi, visto? Ok. Un like, in più sì. Ecco, visto che l'ha capito mia sorella. Bravissima. Mi stanno venendo un pochino grosse. Se voi avete la mandolina è ancora meglio. Perché a me le verdure mi stanno venendo, le sto tagliando un pochino troppo spesse. Quindi per grigliare ci vorrà più tempo. A meno che non le metto nel forno, però boh, ora vediamo. Non vi leggo in questo momento perché è una fase un pochino delicata. Se sbaglio mi taglio. Io ora poi, se poi voi volete, io ci aggiungerò intanto del basilico fresco, delle foglie fresche. Ma se poi volete potete aggiungere anche del pesto, che ci sta bene, pesto fatto in casa, di cui trovate sempre la ricetta sul mio canale e sul mio blog. Qua c'è la zucchina che balla. Poi lavorerà sotto questa luna piena. Na 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 na. Zucchero. Fornaciari che c'ha una figlia che tra parentesi si chiama come me. A me zucchero non piace però, Intendiamo. Ok. Ciao Bijou! Ma grazie. Eh, che vedi mia sorella è un tesoro. È un tesoro. Sì, mia sorella non per niente. Ha detto delle cose bellissime. Il pesto di pistacchi, mi pare di no, mi pare. Ero stonata ragazzi, a me piace cantare però. Allora, io riscalderei sia la griglia, quindi qua spostiamo, riscalderei sia la griglia, mi abbasso di nuovo, che la padella. Aspettate un attimo però. La padella, la griglia la posso già accendere. Guarda. 40.000 fornelli. La griglia, sì la griglia, la padella. La padella ci verso un filo d'olio. Ci siamo? E poi da forno faccio questo movimento. In questo modo la padella non viene unta, perché è una cosa che io sinceramente non amo, però diventa antiaderente. Si capisce che è calda, che sono calde, quando ci si mette la mano così di sopra e si sente il calore, è normale.
Ah, grazie. Ai, ai, ai. Allora, io mi siedo qua e vi dico, ciao Irene. No, lo sai perché? Ho cantato quella canzone. Perché stavo dicendo Baila e tra Baila mi è venuto Baila Morena, per questo ho cantato eh, quella canzone. A me lo sai che non piace Zucchero Elisa. Mi stai facendo tornare fame comunque. E non ho fatto ancora niente. Dico, qua mettiamole più basse. Allora, qua sono calde. Allora, io quante volte allora oggi sto dicendo? Non lo so. Comunque sia, adesso voi voterete nel vero senso della parola, perché io adesso devo mettere il cavalletto sopra il tavolino. Io ve lo dico perché così voi già lo sapete, perché per inquadrare il piano cottura io non ci arrivo così da questa altezza. Quindi per questo motivo faccio questa cosa. Allora, tolgo il cavo, scusate un attimo. Ecco. Uè, volare. Wow. Sì. Maria Santissima. Sì, va bene. Eccoci qua. Qua io ho la piadina. L'adagio. Ok. Intanto metto anche le zucchine a grigliare. Cioè, ma voi vedete cosa sperimento io per fare le live? Questo qua. Ah. Quando praticamente ora si formeranno le bolle sulla piadina, è il momento di girarlo, basta. Un attimo che devo prendere la spatola. Qua ho 40.000 fili. Eccoli qua. Devo prendere anche una forchetta. Allora, io vi leggo dal PC che se no mi sfuggite. Io alle giostre. Allora, sei proprio bella, grazie. Tesoro, devo andare, il dovere mi chiama, ti abbraccio, non ti preoccupare, Miss Chocolate. Non ti preoccupare. Grazie per essere stata con me e con noi. Però guardate, prima di girarlo voglio cuocerlo bene. Poi io dopo
la passerò per far sciogliere la sottiletta, perché io ci voglio mettere le sottilette per creare un cuore cremoso. Però come ho detto prima, potete mettere della mozzarella o un formaggio cremoso a vostra scelta. Quindi io sto controllando sia le zucchine che la piadina. Per quanto riguarda la domanda che vi ho fatto prima, rispondetemi, nel senso che qual è l'argomento che volete che io tratti? Punto di domanda in questa live, naturalmente. Allora, vediamo un po' com'è. Io non vorrei che, perché a me mi si è piegato un po', perché era un po', non si deve cuocere, quindi quando si formano le bolle. Eh, Ciao Sentieri! Ciao Lucia, non Sentieri. Ciao Elisa. Grazie comunque Lucia per essere passata, lo apprezzo tanto. Se vedete che per esempio le zucchine, visto qua, comincia a fare la padella, la griglia è troppo calda in questo momento, quindi io cosa faccio? Spengo il fuoco e poi lo riaccendo tra un attimo. Questo è per fare scendere la temperatura della padella, niente di che. Lo so? Insieme a mio marito, se no mio marito sapete cosa mi fa? Mi tira qualche cosa addosso. No, scherzo. Però riaccendiamo che costa, vabbè. Io sbaglio sempre il fornello, ma perché? Ok. Non so se vi capita anche a voi. Mamma mia, sono un po'... Ho paura tremenda. Visto? Allora, sta venendo bella doratina. Quindi ci siamo. Non si vede bene. Non lo so. Lo fa lo stesso. Non ti preoccupare Lucia, non ti preoccupare.
vi preoccupate, nessuno. Tanto io, come ben sapete, le live le lascio e quindi no problem. Le potete riguardare anche dopo. Certo, mi fa più piacere se voi siete qua con me direttamente in live, anche perché parliamo vis-à-vis, però fa lo stesso. Comunque sta padella che io ho utilizzato era un pochino piccolina. Perché mi si stavano attaccando? Io le sto facendo abbastanza, così. Ma perché mi è arrivata una notifica che c'è una cosa di notte? Qua ancora è cruda. Beh, ora finirà poi secondo me anche di cuocere, tanto io 10 minuti glieli do di forno, 5-10 minuti, per il motivo che vi ho detto poco fa, quindi non è che... Comunque io a proposito, perché ora mi è arrivata la notifica, io sono sincera, quindi non è che sono una persona che non dice le cose. Mi è appena arrivata la notifica che c'è il live tatuatissima. Tatuatissima, io devo ringraziare Samantha, perché ieri ha sponsorizzato in una sua live, quella della mattina, il mio canale facendomi complimenti a gogo, veramente. Io non so come ringraziarla, infatti gliel'ho scritto pure, non sono una persona che fa convenevoli o tutte queste cose, però se ho una cosa da dire la dico perché mi devo stare zitta. E sinceramente qua è cotta, è inutile che... Allora aspettate un attimo, prendo un altro piatto senza fare danni perché qua ho la sedia vicino. Scusate per il rumore. Voilà! Ora preparo l'altra. Faccio la carta forno. Il lenzuolo, ma secondo me... Aspettate un attimo che ci devo mettere un po' d'olio. Solo che l'olio ora friccia. Vediamo se in questa padella viene meglio, visto? Cambio padella, non ci fate caso. Cosa che faccio in diretta. Ciao! Allora, quindi rifaccio lo stesso procedimento che ho fatto poco fa. Filo d'olio. E carta scotta. Allora, il trucco per mantenerle calde, se voi
Poi devo accendere, se no non facciamo niente. Il trucco per mantenerle calde, quando voi le fate, è quello di metterle una sopra l'altra. No, sono zucchine. Sono zucchine grigliate. Questa è veramente ancora un pochino cruda. Allora, aspettate, io prendo 40.000 piatti, lo so. Però mi serve. Allora, tolgo quelle che già sono cotte. Sono zucchine grigliate. Quindi è un piatto anche light, ragazzi. Li metto com'è. Allora, oggi la giornata qua è nuvolosa. Regalatemi like e condividete sui social. So che dico sempre le stesse cose. Noiosa da morire. Oh Maria, benedetta. Perché il primo fornello è quello che mi capita prima davanti. E quindi... Io leggo un po' carino, un pochino. Se muore. Allora, Gabopro. Ciao Momo, sì. Ciao Momo e Rohan e salutami tatuatissimo. Grazie Lady Rose, tu lo so che mi hai scoperto tramite Samantha. Scusate se non mi vedete, ma sto leggendo i commenti dal PC. Ciao Francesca, mi fa piacere che sia passata. Eccomi, eccomi. Non mi sono dimenticata di voi. Cioè, non potrei mai. Allora, per quanto riguarda l'iscritto ricambi, io mi iscrivo, come ho detto più volte, solo se il canale mi interessa, se no no. Perché non andrei a guardare i video. Questa è cotta. Compri? Come si suol dire. Però do il benvenuto sul canale, questo non lo toglie nessuno. Però il fatto è questo, sono una persona onesta e sincera e dico sempre quello che penso. Se un canale merita, secondo me, mi ci iscrivo. Cioè io mi iscrivo ai canali che sono affini a me e al mio modo di pensare. Quindi i canali di cucina in primis, cioè se c'è un canale di cucina che a me piace, io mi ci iscrivo. Il canale di Tatuatissima che ho nominato poco fa, io mi ci sono iscritta perché ha un modo di pensare che è uguale al mio. A me piace tantissimo il suo modo di ragionare. Perché lei dice sempre quello che pensa, fregandosene degli altri. Ed è una cosa che io ammiro tantissimo nelle persone, perché non tutti sono in grado di dire quello che pensano, sempre. Io vedo molta falsità in giro, nella vita reale parlo anche, quindi no, con la falsità
se non a fin di bene, perché le bugie a fin di bene, secondo me, se c'è un motivo valido, possono essere dette, però le bugie futili oppure le persone che sparlano e che vivono di invidia nei confronti degli altri, a me non piacciono. Mio parere, mio modestissimo parere. E penso anche il vostro, perché le persone che mi seguono, io sto crepando di caldo. C'ho la cappa, però quella serve per assorbire la condensa, quindi non ha senso, qua non c'è nessuna condensa. E quindi ditemi se voi la pensate come me. Che belle ste piodine, mi stanno piacendo tanto. Si irrita. Si irrita. Sì, sì. Quindi da voi che temperatura c'è? Cioè è assurdo veramente che qua in Sicilia ci sia un tempo così stupido. Perché è un tempo stupido. Allora, questa è cotta. Naturalmente voi se volete per fare prima io e per stare un pochino anche di più con voi in live, se no non ha senso. Ci vediamo solo il sabato, anzi io ve lo ripeto, anche per i nuovi iscritti tipo te Rita. Ogni sabato alle ore 15 c'è la live sul mio canale. L'ho scritto anche sulla copertina appunto del mio canale. Quindi non ci si può sbagliare. È un giorno a settimana, il sabato alle ore 15. È un appuntamento fisso. Anche quest'estate, se per esempio io andrò a mare o non lo so, farò qualcos'altro, io farò sempre la live. Quindi vi terrò sempre compagnia. Nel mio piccolo giustamente, perché non è che... Io spero sempre di non essere noiosa e di essere di compagnia. Le ultime 2 zucchine. Oh, cioè ma è un vizio ragazzi, ma voi me lo dite? Cioè ma voi avete capito cosa faccio io? Allora, qua devo girare la pedina, come prima. Momento critico. Mazza, questa è venuta cottissima. Bella dorata. Ok, cuociti di lì. Da me fa freschetto. Ciao Antonina e ciao commento che è un mio nuovo iscritto, quindi ho iscritto, non lo so, non lo so. Sì, certo, ti ospito molto volentieri, Rita, molto molto volentieri. Prossimamente, ciao Violetta, benvenuta nella live. Regalate un like ai nuovi che sono entrati e condividete la live sui social perché sto preparando le piadine. Guardate, questa l'ho fatta io, dalla A alla Z. Poi ora ci aggiungerò il prosciutto. Quindi comunque ho soltanto qualche commentino sicuramente, però io poi li rileggo e grazie, troppo gentile. Non ci vuole nulla Violetta, Violetta non ci vuole nulla, veramente. Come sempre le mie ricette sono facili e veloci, non è che una ci deve stare dietro 50 anni. Ok, questo è pronto. E quell'altro è pronto e le zucchine sono pronte.
la piadina, l'ultima piadina, perché come ho detto vengono 2 piadine con queste dosi. Quindi così. Questa è venuta proprio tipo quelle che si vedono in commercio, proprio è venuta con la doratura uguale, precisa identica, né più né meno. Peccato che siamo troppo lontane, mi dispiace, perché tu dove abiti, Rita? Grazie comunque dei complimenti. Ci metto impegno in quello che faccio, dico, sono delle cose quotidiane perché le piadine che voi vedete le mangerò stasera con mio marito, quindi nulla è fatto per caso. Ci sono delle volte che preparo delle live in diretta con voi, preparo delle live in diretta con voi. Vabbè, ciao. Preparo dei dolci in diretta con voi e voi potete capire che sono appunto live dal fatto che sono contrassegnate dal bollino rosso. Io vi consiglio, se guardarle, magari vi prendete un giorno e guardate un mio video, una mia live fino alla fine. Sapete perché? Perché potete conoscere meglio. Io in molte live faccio anche tag, poi naturalmente se volete, io non obbligo nessuno. Ancora bianchetto. E così. Vediamo cosa. Io faccio la pizza buona. Io per la pizza, infatti, ho pure realizzato la ricetta sia nella versione con il lievito di birra che con il lievito madre. Grazie, grazie. Comunque tu veramente sei pure una ragazza semplice e genuina, veramente. Io ieri ho seguito una tua live, si vede che domani deve piovere perché è balbetto, però è così. Speriamo che non piova perché dico di domenica pure che si mette a piovere e non rompiamo le scatole. Però, così. Dico, se volete consigliarmi come canale, a me farebbe piacere. Io il 12 di giugno ho fatto un anno, il mio canale ha fatto un anno, non io, perché io ne ho 27, tanto per capirci. Qua ci siamo, è cotta, perché tanto. Allora, ora voi ribolerete, farete un viaggio nelle giostre, aiuto, e vi sposterò di nuovo nella parte iniziale quando abbiamo cominciato la live. Eccoci. Un attimo solo. Ci siamo? Yes. Allora, io adesso cosa faccio? Riscaldo il forno a 180 gradi. Questa cosa io lo faccio per cuocere il prosciutto, perché a me piace il prosciutto un pochino cotto, caldo. Poi io stasera ci darò un'altra riscaldatina, poi io sono. Vabbè, stiamo mettendo il timer, non ci fate caso, qua c'è un casino. Allora, spostiamo tutto sto ambaradan che non ci serve. Mi è piaciuto il volo, il volare
vertigini per esempio. Non so voi. Non so voi. Però avete visto, non è che ci abbiamo impiegato tantissimo, ci ha impiegato tantissimo nel prepararle. Quindi metto tutti gli ingredienti a disposizione, quindi vicino. Scusate se io sposto le cose, ma è per avere più spazio e per facilitarmi il lavoro. Metto l'altra piadina qua. Visto quello che vi dicevo, guardate questa piadina come è venuta ben cotta. Ok, quello che mi manca è sono solo le sottilette. Così. Stop. Eccomi. Alziamo un po' lo schermo per salutarci di nuovo. Leggo. Poi vado a visionare, sempre interessato in tuoi contenuti. Grazie. Grazie. Io vi dico grazie, grazie, grazie. Ho il disco incantato, non ci fate caso. Comunque, sono veramente orgogliosa di queste piadine. Io veramente, già solo così sono fantastiche. Immaginiamoci ora quando le condisco. Ciao! Allora, bando alle cretinate e alle ciance, taglio il prosciutto. Taglio il contenitore del prosciutto, non il prosciutto. E prendo delle fettine. Voi naturalmente potete anche farcirle con... Io abbasso lo schermo, mi devo lavare le mani perché non riesco se no a passare lo schermo, ho fatto una cretinata, solite delle mie, perché ho alzato lo schermo quando non doveva. Allora, ci siamo? Sì, yes. Stavo dicendo, potete farcirlo anche con i pomodori, con della lattuga. Insomma, date spazio, libero sfogo alla fantasia, perché come dico sempre, basta un pizzico di fantasia e la cucina diventa poesia. Il motto del mio canale e del mio blog naturalmente. Quindi io lo sto facendo bella pienotta. Prosciutto basta. Ora mettiamo zucchina. Ora vado Irene, devo finire di revisionare un articolo. Scusami tanto, quando finisco rivedo la live per intero e ti lascio un commento. Ok, grazie per aver partecipato alla live, tesoro. Ok, io direi basta per questa. Metto la sottiletta, io ne metto due. Like, go, e condivisione, perché più condividete il video sui social e più il mio canale ha la possibilità di crescere, anche se già lo sta facendo. Io veramente sono per questo esterrefatta, perché non me lo aspettavo di crescere così tutto insieme, tutto in un colpo.
sto mettendo 3 qua, perché a me piace bella filante, non so voi. E poi ci devo mettere il basilico. Come ho detto prima, se volete potete anche mettere del pesto. Mamma mia, un aspetto ragazzi, io veramente... Ciao Didi, benvenuta. Sei nuova? Forse sì. Se sei nuova iscriviti, se ti va naturalmente, e che condividi la live sui social. Basta. Allora, ripiego su se stessa. Wow ragazzi, aspettate un attimo che vorrei che qua il formaggio stesse dentro, così, guardate. Se si spezza come nel mio caso è normale, perché dico è fatta in casa, non è che è commerciale, che rimane perfetta. La cucina è in perfezione, ricordiamocelo sempre. Poi dalle grandi imperfezioni escono le cose migliori. Certo, scaglie di grana. Con le scaglie di grana è anche buono. A me non piace il formaggio, ma io sono un caso a parte. Cioè a me non piace il formaggio tranne la sottiletta e la mozzarella. Intendiamo. Allora, finiamo con le zucchine. E se io oggi non vi ho fatto venire fame con questa ricetta, non ve la faccio venire mai più. Perché è veramente deliziosa, non è perché l'ho fatto io, però c'è un aspetto che dice mangiami. E questo vorrei, ecco. E ho finito pure le sottilette. Ah, direi. Sasà, direi, veramente. Se non hai fame tu adesso, io me ne vado. Sì, il basilico. Un attimino che l'acqua tanto. Ci sto dando ora una lavatina perché naturalmente. E ditemi voi cosa ci è voluto. Certo, una dice comprate quelle in commercio, sono più veloci da preparare. È vero, però ricordatevi che dentro alle piadine, se andate a controllare gli ingredienti, molto spesso c'è invece dell'olio d'oliva, come in questo caso, di solito le piadine si fanno con lo strutto.
infatti l'ho scritto anche nel titolo. Però io, siccome sapete che non amo né il burro né lo strutto né la margarina né tutte queste belle cose, io l'ho sostituito con l'olio. E stavo dicendo, trovate l'olio di palma. Fantastiche. Guardate. Ve le giro di qua così si vedono meglio. Un attimino solo che questo si deve un pochino vedere meglio. Ora vanno in forno per una decina di minuti, 5-10 minuti. Il tempo che io scioglie la sottogatta, un 5 minuti, dato che poi lo devo riscaldare di nuovo, scusate. 5 minuti, una cosa velocissima. Qua rialzo e abbiamo finito. Ho finito. Sicuramente quella che è fatta in casa ha tutto un altro sapore. E infatti hai ragione Irene, poi nelle piadine industriali ci sono i conservanti. Esatto. Conservanti, tra olio di palma, a volte io ho visto che c'è pure l'olio di colza, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ci sono veramente delle schifezze in giro. È la stessa cosa delle merendine. Le merendine, quelle confezionate appunto, commerciali, hanno dentro di tutto e di più, veramente, non sto scherzando. Ma io per esempio vi ho mostrato molte varianti, sul mio blog ne trovate tantissime, di merendine fatte in casa. E il mio blog è blog Giallo Zafferano Irex e Fornelli, comunque poi vi lascerò il link nell'info box. E di ogni ricetta che io vi mostro, di ogni video che poi faccio la ricetta, troverete appunto gli ingredienti e il procedimento sul blog. Quindi meglio di così non si può. Quindi, oggi sono cantarino. Ho la cantariata. Allora, scrivetemi qualche argomento così parliamo un pochino di qualche cosa. Anche tu sa che sei, la pensi su molte cose come me. Scrivimi pure quello che vuoi così parliamo un pochettino. Perché da quant'è che stiamo in live che io non lo vedo? 1 ora e 16 ancora possono stare. Se no facciamo una live troppo corta. E le mie live non sono mai brevi. Cioè le mie live durano sempre 2 ore minimo. 2 ore no, oggi, però 1 ora e mezza, 1 ora e 40 ci vorrei stare. Perché io aspetto tutta la settimana questo momento. Sono sincera, che voglio stare con voi. No, la piadina, l'ho detto poco fa, la piadina, io faccio una doppia cosa che non si dovrebbe fare, perché voi quello che dovreste fare è fare la piadina e mangiarvela. Punto. No, come faccio io, che la sto facendo e poi la riscaldo e poi così. Addirittura voi se avete il microonde, il forno a microonde, invece di passarla per far sciogliere lo stiletto, il formaggio filante che esso sia, fatelo nel microonde invece che nel forno. È più veloce. Giustamente questi sono piccoli accorgimenti che io magari non vi dico, ma penso che voi già sappiate, quindi sono cose banali. Vediamo se... perché io ora ci devo fare la foto
so, ma c'è il telefono, quindi dopo glielo farò, però ve le mostro. Sì, è abbastanza sciolta, però già le esco per farci la foto. No, ma guardate, che bello! Mi sta venendo da piangere. No. Le metto la spatola, così poi ci faccio la foto. Questa qua con l'effetto sbruciacchiato è bellissima. Quindi io le metto tipo una sovrapposta all'altra. Io però vorrei fare una cosa. Non ci fate caso di quello che sto facendo io. Ecco, quello che io volevo. Aiuto! Stava andando via la piadina. La piadina deve rimanere qua. Stava scivolando. A posto. E io già ho fatto il piatto per la presentazione, ora ve lo mostro. Come vi sembra? Cosa ve ne sembra? Ve le faccio vedere in 3D. Ok. Ok. Bellissime, di bello effetto, sicuramente buona. Yes. Wow, buone. Sì. Sì. Veramente. E quindi dall'argomento che parlavo prima, magari per riallacciarci un pochino, sul discorso dell'invidia delle persone, voi cosa ne pensate? Io un pochino già ve l'ho detto. Bello che nelle piadine puoi mettere ciò che si vuole, infatti è quello che ho detto io, Irene. Tu le puoi farcire con quello che più ti piace. Queste piadine che io ho realizzato sono molto light, non hanno nulla di che. E poi se si vuole ulteriormente renderle ancora più leggere, si può scegliere un altro tipo di farina, perché io utilizzo la farina del mulino e invece si potrebbe magari utilizzare la farina di riso, che le rende ancora più soffici, ancora più leggere, perché la farina di riso è una farina proprio impercettibile, adatta anche per i dolci. Quindi, io a proposito dei dolci, ve l'ho detto all'inizio della live, vi invito a non perdervi il video di domani, che sarà alle ore 12. Non è un video normale, cioè un video particolare, diverso dal solito, sarà alle ore 12, già l'ho detto, boh, non lo so. Io ripeto sempre le cose, sembra un pappagallo, vabbè, lasciamo perdere. Però sono le cose che devo dire, quindi ve le dico con molto piacere. Ed è una collaborazione con lo chef Nunzio. Io su Facebook sono le più pericolose e false, infatti. Io su Facebook ho conosciuto delle belle persone, ma ho preso anche belle tramandate. Io non sono iscritta a Facebook, è l'unico social a cui io non sono iscritta. Per gli altri social mi trovate sempre con il nome di Irex Fornelli, quindi non potete sbagliarvi. Facebook lo trovo un social, non mi piace, però che sia un social dove
le persone tendono ad accalappiare, tra virgolette, gli altri. Una bella ragazza o un bel ragazzo e ci scrivono subito, si conoscono lì. Io non è che non sono contro queste cose perché ognuno si conosce come vuole in questo mondo. Però Facebook è molto falso come social, non mi piace. Io non rinuncio mai ai pomodorini, ma anche tonnato e maionese che adoro. Lo so che non è salutare, ma che se è frigo per me. Boh, non lo so. Irex anche su Instagram oramai ti beccano e ci provano. Ah, sì, vabbè, questo sì. Però io su Instagram, per esempio, posto le mie foto, quelle delle ricette, arrivederci e grazie. Non è che sto lì, oppure pubblicizzo sulle stories, story. Sulle storie faccio dei sondaggi, come quello che hai visto tu, sa. Ma niente di che, non è che io sto lì. Sì, sì, no, l'ho capito, Irene, l'ho capito. È rientrata mia sorella! Che c'entra? Anch'io ho Facebook, accetto chi voglio, ho l'account privato. Sai cosa penso in merito? Sì, lo so, Elisa. Lo so, lo so, lo so, lo so. Alla fin fine su YouTube e sui social, se si vuole, si bloccano le persone. Arrivederci e grazie. Lo so. Mm. Io su Facebook non metto foto personali e nemmeno dei miei figli. Idem. Io su Instagram, ripeto e ribadisco, trovate tutte le anteprime dei miei video. Quindi è normale che c'è magari in alcune la mia faccia, però niente di più. Io non. Guarda la piadina, di che cos'è tua sorella, dillo. Aspetto, aspetto il tuo commento, il tuo commentino, aspetto. Ah, sì, certo, Instagram è molto più bello di Facebook, a mio avviso. Anche perché, secondo me, ci sono molti bravi fotografi che possono appunto emergere attraverso questo social e fare vedere la propria arte, mostrare la propria arte. Hai visto, Elisa? Non sembrano quelle comprate, meglio di quelle comprate. Ma dai, che scema! Certo, suo cognato mangia bene. Ah, su questo non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi proprio. Non ci sono dubbi. No, veramente, mio marito mangia di tutto e di più, però in modo sano. Ma ti speccia significa come hai voglia, come hai voglia di fare queste cose. Certo, hai dovuto mangiare il riso in bianco, leggero, è normale. La puntura ti ha fatto male, Lisa? Mamma mia, ragazzi, io ho la fobia degli aghi. No, no, figurati Sasà, grazie a te per la compagnia, grazie per avermi inviato la foto della ricetta, non mi ricordo in questo momento quale mi hai mandato, mi sono stonata, no, la torta salata. E, e niente, grazie a te.
Mm, sì, infatti. Così. Irex è super, grazie, ma troppo gentile. Troppo, troppo. Io vi voglio bene, voi lo sapete. Voi lo sapete, veramente. Ugna, che fare? Oh, ma finisci di parlare in siciliano, Pucetto. Nel senso che magari la gente non lo capisce. Cioè, tu puoi parlare con tuo in siciliano, intendiamo. Eh... Sì, Rita, sì. C'è molta gente che non ha a che fare, non ha a che fare. Io oggi per ritornare, magari non faccio nomi, però io dico una cosa, non mi piace a me la gente che giudica gli altri per l'aspetto fisico. Io se una persona la devo giudicare, ma io non giudico nessuno, perché io non voglio essere giudicata in primis, quindi non mi permetto di farlo con gli altri. Non mi piace appunto chi giudica sull'aspetto fisico e non ti guarda oltre questo. Inventa malattie, appunto, Rita. Inventarsi malattie, per esempio, un'altra roba bruttissima. C'è gente che soffre veramente. Io e mia sorella che è qua, che vi possiamo dire che come tante persone, non è che siamo solo noi, però la nostra famiglia ne ha viste di cotte e di crude. Quindi non si può parlare così a cuor leggero di queste cose e scherzarci sopra. Non si può, perché la famiglia dietro ci soffre e ci soffre in primis il malato. Esatto. Io e mia sorella abbiamo perso una nonna per un tumore, abbiamo perso uno zio, due zie anzi per un tumore, quindi non è che però uno può andare a fare. Io non li metto in piazza, io lo sto dicendo perché è uscito il discorso, ma se no non l'avessi neanche detto. Bisogna saper dosare le parole nella vita, bisogna sapere quello che si dice, bisogna contare fino a 1000, forse è poco, perché molte volte si dicono più bip che altro. E, e basta. Non mi piace chi fa del dolore mm, un motivo per impietosire gli altri. Io non sono mai stata una persona che fa vittimismo, mai, mai. Se ho un problema cerco di risolvermelo io e basta. Non mi piace neanche mettere in mezzo alla mia famiglia, qua c'è mia sorella, però dico non mi piace mettere in mezzo alla mia famiglia. Penso che le cose si debbano risolvere da sole. Eh, Scriveva una persona che diceva di essere malata, poi si è scoperto che non era vero niente. Che cosa ti posso dire? Si vede che voleva attenzioni questa persona, però l'ha ritrovate in una maniera sbagliata, Rita, perché, ripeto e ribadisco, il vittimismo non ti porta da nessuna parte.
E per esempio io non mi piace chi fa cioè se una persona sta male, va bene. Però non mi piacciono le persone che si lamentano ogni giorno, oppure come questa persona, persone che si inventano. Non mi piacciono. Io sono fatta così. Io sono una persona che se ho un problema lo ripeto, me lo risolvo da me. Punto. Non lo vado a sbandierare 420 perché sono una persona riservata. Mi faccio i cavoli e basta. Elisa, mi hanno scritto questo e io sto rispondendo per questo. Quello è. E lo so Elisa, infatti ora cambiamo argomento, dimmi tu un argomento. Come dice mia sorella, cambiamo argomento. Persone alla fin fine si commentano da sole. Non hanno bisogno di tutte, perché loro vogliono attenzioni. Se tu Rita continui a dargli attenzioni, vedrai che questa persona non te la scrolli più di dosso. La devi mandare. E startene e farti il tuo. Oh Maria, usanze della regione d'Italia. Vabbè, tra nord e sud c'è differenza, nel senso come mentalità. Eh, ci sono mentalità diverse. Io e mia sorella, per esempio, abbiamo avuto occasione di, perché nostra madre è nata e vissuta nella provincia di Udine e noi abbiamo avuto la possibilità di andare lì per molte volte, però ci siamo trovati, io mi sono trovata male almeno. Mia sorella un pochino di meno perché a lei piace, a me no. A me no perché le persone sono fredde, sono molto fredde. Perché se ti vedono per esempio per strada neanche ti aiutano. Elisa, però non cancellare i messaggi delle persone così, eh? Se no ti levo da moderatrice. Che ha scritto... No, non mica ha scritto niente. Non ha scritto niente, Rito. Ha scritto solo una sua opinione. Ora poi li rimetto i messaggi, che non so come si faccia. Irene, sul mio canale del sushi trovi la ricetta, la video ricetta. Vai nella playlist dei primi, la trovi lì. E trovi anche la ricetta sul mio blog. È un sushi particolare, non è il solito appunto sushi, è in versione anche light, è particolare. L'ho fatto proprio all'inizio, agli albori dell'apertura del mio canale YouTube. Quindi ti direi di andare a dare un'occhiata quando giustamente hai tempo e quando hai voglia. Così. E stavo dicendo del discorso della cosa che le persone al nord magari se ti vedono per strada che stai male non ti aiutano. Per me è una cosa sbagliata perché da noi io non voglio fare nessuna differenza tra nord e sud, lo premetto. Però è la realtà dei fatti che se succede qualche cosa a qualcuno noi qua lo aiutiamo.
Noi qua lo aiutiamo invece la no. A noi è capitato una signora anziana, io mi pare che l'abbia già detto qualche tempo fa, eh, che io e mia sorella abbiamo soccorso una persona anziana che era caduta dalle scale, si era fatta tutta la rampa e proprio era rotolata giù e noi l'abbiamo aiutata insieme a mia nonna. Figuratevi, mia nonna, che è una persona anziana, era pure lei, però l'ha aiutata e l'ha soccorsa. E poi, non lo so, però diciamo per quanto riguarda anche il cibo, vediamo, parliamo anche del cibo, il cibo è buono in tutta Italia, io sono stata in Puglia, in Sardegna e c'è del cibo fantastico. Eh, Tu sei la sorella di Rene, Catania è carinissimo, tu sei la sorella di Rene? Sì. Sì, sì, sì. Io ho fatto tante live con mia sorella e ultimamente c'è, proprio scorrendo tra i video, c'è un filmato con gli ho fatto il tag sui tatuaggi. Quindi se siete curiosi di conoscerla un pochino meglio, oltre a guardare le live che sono contrassegnate con il bollino rosso, potete andare a dare un'occhiata a quel video. Grazie, Irene. Eh, sì, 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 sì. Siamo diverse, però dai, l'abbiamo detto più volte, è inutile che ci ripetiamo sempre, qua c'è il ciuffo che mi va tutto da un lato, vabbè. È così. Siamo diverse, però ci vogliamo bene. La diversità, dico, è un valore aggiunto, per gusto. Anche, dico, così le persone ci distinguono bene. Dicono una è la maggiore e l'altra è la minore, una si chiama Irene, l'altra si chiama Elisa, perché ci sono molte sorelle che si assomigliano tanto, anche fisicamente. Quindi magari si possono anche scambiare, parlo anche dei fratelli, eh? Mm. Grazie Elisa, grazie, grazie. Allora, se voi non mi volete dire nient'altro, eh, io vi saluterei perché vedo che non cioè commentate, però commenta tanto mia sorella e Irene. E poi, vediamo, a casa siamo tre sorelle, una diversa dall'altra. Io sono la più piccola, comunque adesso siamo tutte sposate e con figli. Ah, bello, bello. Mia madre, tre sorelle. Sono tre sorelle. Mio marito, per esempio, è figlio unico. Io invece siamo io e mia sorella. Io e la mia Pucetta. Come lei mi chiama Pepita, Pepì, e io la chiamo Pucetta. Abbiamo un bel rapporto, anche se magari abbiamo certe volte degli screzi, però sono quelli che hanno fortificato il nostro rapporto nel corso degli anni. Eh, E poi ci compensiamo perché lei è diciamo un pochino più pazzerella, un pochino più allegra, io sono un pochino più pacata, pacata no, più riflessiva e più pondero di più le situazioni. Ciao Giovi!
Sì, ma io per esempio un domani mi piacerebbe avere... Esatto, io pure. Il sogno mio e di mia sorella, io vorrei avere un giorno due gemelli. Non lo dico, però me l'ho detto, vabbè. L'ha detto mia sorella, quindi tanto. Io vorrei avere due gemelli maschi. Invece mia sorella non lo so, pure maschi vorrebbe, però lei dice una volta dice uno solo, Lisa dice certe volte tre, e quindi così. Grazie Giovi per il like, lo apprezzo tantissimo, veramente. Io ho tre figlie femmine. No, noi sai cosa? In famiglia siamo state sempre tante donne, femmine, quindi un domani io e mia sorella vorremmo avere maschi. Anche perché dico vedere il lato maschile di me. Ciao Eleanna, grazie per il like. Sei un tesoro. Ciao Emanuela. Grazie. Grazie. Emanuela il like. No, maschi no. A me piacciono di più i maschi, non ci posso fare niente. Certo, se viene femmina non è che ci dico di no, però il mio sogno sarebbe avere maschi un giorno, in un futuro. Quindi, infatti. Come state Manuela ed Eleanna? Che finalmente ci vediamo in live noi. Io molto spesso ti vedo Emanuela nelle live di Tatuatissima e invece a te Eleanna ho visto i tuoi ultimi video di pittura, tu sai che anch'io dipingo, e non dipingo spesso come una volta perché una volta dipingevo di più, però tu hai un talento veramente innato e poi hai il ramo della pittura che piace anche a me, perché io quando dipingo paesaggi e tu dipingi fiori, quindi siamo in tema. Paesaggi, fiori, animali, queste cose così. Persone, no. Grazie, Emanuela. Mm. Boh, non lo so, punti di vista. Eleanna, ma io dico la verità, tu lo sai. Io ad olio, io dipingo ad olio. Ad olio. Olio su tela. Olio su tela. E, io disegno sin da piccola. Proprio ero tanta quando ho incominciato a disegnare. È un'altra mia passione, io sono sempre stata creativa, ma sempre, sempre. Mi hanno detto addirittura io dovevo andare all'istituto d'arte, addirittura, figuratevi voi. Eh, perché mi hanno detto a me che io avevo un talento anche là. E poi secondo me gli artisti non per andare contro le altre persone, però hanno un valore aggiunto, hanno un animo sensibile e, e un animo particolare. Vedono cose che altri non vedono, non vedono. Hanno un occhio e uno sguardo che va oltre, oltre. Una mentalità aperta, molto aperta. Sì, Rito, Rita, io sì, sempre stata così.
sempre. Non sono una persona che se ne sta con le mani in mano. Perfetto, ciao Irene e grazie per la compagnia. Grazie a te, non grazie a me. E ad Elisa. Grazie a te. Sì, io veramente. Per me. Voi direte la cucina è arte. Io ce l'ho scritto anche qua sul muro. Io ho una frase che ho dipinto io, che non so se vi giro ora lo schermo, voi lo potete vedere. Un attimo solo. Vediamo. Aspettate che alzo. Allora, visto. Questo l'ho dipinto io. La cucina è di per sé scienza, sta a poco farla divenire arte. Giacomo Marquez. Quindi, sì, e vabbè, certo con il lavoro viene difficile fare delle cose in più. Sì, è molto profonda. Eh, eh sì, e ce l'ha in cucina, quindi è una delle prime cose che ho dipinto qui in casa, nell'appartamento. Per esempio, un giorno anche quando avrò figli, eh, la prima cosa che farò sarà quella di dipingere la stanzetta con dei murales fatti da me, con, con dei cartoni animati, tipo il Re Leone, che è il mio cartone animato preferito, come già in molti voi sapete, e quindi così. Sì, è semplice. Io poi sono una perfezionista. Tutti gli artisti sono così. Tutti. Io, voi direte, è una frase, Irene, l'hai dipinta così, ma già io ci vedo il difetto. Voi direte, ma com'è possibile? È così. Oppure, per esempio, io ho fatto dei quadri tempo fa, olio su tela, che mia madre ha appeso nella sua cucina e a me non piacciono perché ci trovo mille difetti, mille. Eh, Oh, ma se a me piace il leone! Ah, poi sarà qualcosa così. Va bene, siamo da un'ora, va bene, un'ora e 51, ok. No, no, a posto, io ho finito, Emanuela, e sto chiudendo anche la live. Io ve le faccio rivedere, così chi è entrato adesso, magari se vuole vedere come l'ho preparate, le piadine l'ho preparate io, dalla A alla Z, quindi non sono quelle confezionate, è una ricetta unica. E se volete riguardatevi la live dall'inizio, perché almeno scoprite come l'ho preparata. Solo per questo, cioè, like a go e condivisione a go. Me lo dico sola, però è la verità. Va bene ragazzi, io vi saluto dello spincione. Io guarda che ho fatto la ricetta. La trovi nella playlist torte salate e company.
Va bene? Quindi voi già da lì potete vedere. In tutte le playlist trovate tutto quello che vi serve. Dall'antipasto, antipasti, primi, secondi, dolci, contenuti extra, mangiare sano, vivere bene, eh, eh, i video dei preferiti, insomma, trovate tutto. Vi basta spulciare un pochino sul mio canale e troverete tutto, tutto. E poi anche sul mio blog se volete. Io poi vi lascio ora il link. Ora appena chiudo la live, lo faccio subito come sempre. Vi lascio il link dei miei social e tra cui il mio blog. Quindi, ok così. Bene, noi ci vediamo quindi domani, lo ripeto per l'ultima volta, ci vediamo domani per un video speciale alle ore 12. Perfetto. Ciao Antonina, ciao Emanuela, ciao Elisa, mia sorella. Ciao Rita Lonzi, ciao Irene Burtone, ciao a tutti e grazie per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo domani e poi naturalmente in settimana e sabato prossimo alle ore 15 con una nuova live. Bacioni!